È sotto sequestro e sarà sottoposto a verifiche tecniche il motoscafo Ali Laguna che ha provocato l'incidente in Canal Grande. Il presidente, mezzo nuovo, guasto imprevedibile. Fatto gravissimo che conferma come Venezia necessiti di un piano urgente di trasporto acqueo. Andrea Martella denuncia il fallimento della amministrazione uscente. Denunciati dai carabinieri di San Donà di Piave, un 54enne e un 60enne avevano sparato a salve dall'auto, a casa trovati armi e munizioni. Approfittando della calca, la fermata della stazione di Mestre sfila un cellulare da 1.200 euro dalla tasca di un giovane arrestato e condannato a 18 mesi di carcere. Continuano le indagini dei carabinieri per individuare la dozzina di giovani che hanno preso parte alla violenta rissa a Campo Nogara. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza. Basilica di San Marco nel 2025 3 milioni di visitatori. Per allentare la pressione turistica, fissato un tetto agli ingressi. Il Carnevale di Venezia, dallo spettacolo all'Arsenale ai dinner show a Cave, Dramin, Calergi, iniziate gli spettacoli in acqua e a palazzo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia, questi dunque i titoli. Parliamo di incidenti, ma nel primo servizio non parliamo di incidenti sulla strada, ma in Laguna. Non possiamo non ripartire da quanto accaduto ieri in Canal Grande, con una tragedia davvero sfiorata e con un mezzo di Ali Laguna che è sotto sequestro, verifiche tecniche, mentre il presidente di Ali Laguna dice il mezzo era nuovo e il guasto imprevedibile. Sentite. La mia prima tappa, dopo una nottata abbastanza pesante, è stata a dire una preghierina alle Madonna delle Grazie a San Giovanni Grisostomo. Ecco, quindi, perché quello che poteva succedere è meglio nemmeno immaginarselo. È ancora profondamente scosso Fabio Sacco. Se la tragedia sfiorata sulle acque del Canal Grande ha colpito tutti a Venezia, a maggior ragione lo ha fatto all'interno di Ali Laguna. Le 9 persone coinvolte negli incidenti provocati dal guasto di un suo lancione non hanno riportato conseguenze gravi, ma la paura per quello che sarebbe potuto accadere rimane enorme. Lei ha avuto modo di parlare con il pilota, cosa le racconta? Il pilota è disperato perché è successa una cosa più grande di lui, una cosa inaspettata, improvvisa, e si è trovato in mezzo a una situazione complessa con tutta una serie di altre imbarcazioni e quindi è molto provato. Sono circa le 11 di mattina quando il motoscafo ha un guasto, forse alla guaina dell'invertitore, che non gli permette l'attracco al pontile A di Rialto, quasi di fronte al Consiglio Comunale. Per il pilota paradossalmente è una fortuna, perché pur difficilmente controllabile, il mezzo è se non altro rimasto vuoto, senza passeggeri. Ho dovuto cercare di evitare collisioni e qui il pensiero anche del pilota e a tutte le altre categorie coinvolte, tutte le altre persone che sono bravissime. Sono tutti bravissimi che riescono a muoversi veramente in spazi e in condizioni difficili. La condizione difficile, difficilissima qui, è di percorrere su quel lancione la curva del Canal Grande sotto il ponte di Rialto in una domenica di carnevale. Il primo incidente avviene sulla sponda opposta a quella dell'attracco in riva del Vin. Il motoscafo affonda una gondola con 2 turisti napoletani davanti alle decine di persone seduti a pranzare in fondamenta. È il primo momento di panico. Il lancione si butta nuovamente sul lato opposto del canale, verso Riva del Ferro. La velocità non è e non può essere quella richiesta in quel tratto di Canal Grande. Le manovre sono questione di istanti ed è solo per un soffio che si evita una collusione frontale con un motoscafo. Un'altra manciata di secondi e il mezzo è sotto Rialto. Non c'è stato tempo per correggere la rotta. La fiancata destra del motoscafo striscia lungo l'arcata del ponte. I segni del passaggio sono ancora ben visibili. Uscito dal ponte, il mezzo abbatte diversi pali d'attracco di fronte al fondaco dei tedeschi, travolge il pontile e si avvia a tutta velocità verso l'angolo del palazzo a fianco, fortunatamente protetto da assi in legno. Ma lo fa proprio nel momento in cui una gondola con 5 turisti sudamericani sta imboccando proprio il rio del Fontego dei tedeschi. Per il gondoliere evitare miracolosamente l'impatto è nuovamente questione di un attimo. Tutti comunque finiscono in acqua.
Da quando davanti a Ca' Farsetti si è manifestata l'avaria, complessivamente sono trascorsi non più di una trentina di secondi. E il mezzo lei mi ha detto che era relativamente nuovo. Potremmo definirlo nuovo, era entrato in servizio a agosto dello scorso anno, se non sbaglio, e quindi diciamo con pochissime ore di moto. Attualmente è sotto sequestro. Attualmente è sotto sequestro, è stato portato alle Vignole in attesa che vengano fatte le operazioni di verifica tecniche. Un fatto gravissimo che conferma come Venezia necessiti con urgenza di un piano di trasporto acqueo, a dirlo il candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella. È un incidente che ha colpito e inquietato tutti, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi che per fortuna non ha avuto. Adesso sicuramente va chiarita qual è stata la dinamica di questo incidente, ma è necessario che al più presto ci sia anche una regolazione del traffico acqueo. La tragedia sfiorata in Canal Grande ha lasciato Venezia sotto shock. Gli incidenti provocati dal lancione a Lilaguna in una corsa senza controllo lungo il tratto che va da Ca' Farsetti al Fondaco dei Tedeschi potevano avere conseguenze drammatiche e oggi riaprono con forza un dibattito noto a tutti coloro che quotidianamente si spostano in città via acqua. Da anni si discute sulla sicurezza della navigazione in Canal Grande. Com'è la situazione? Non c'è dubbio che ci vuole una regolazione del traffico acqueo e questo è un altro degli ambiti in cui ha fallito la giunta di Brugnaro. Serve una mobilità con un piano della mobilità acquea ben preciso che determini il fatto che ci sia sicurezza da parte dei cittadini e non si sfiorino tragedie come queste. Negli ultimi anni il traffico acqueo a Venezia è aumentato a dismisura e con questo anche il numero di incidenti grandi e piccoli che si verificano non solo nei canali ma anche ad esempio nei tratti di laguna più vicini alla città. Eventi che secondo il candidato sindaco Andrea Martella chiedono risposte urgenti. Ci sono molte cose su cui bisogna intervenire e questa è una di quelle. Ci vuole un segno di cambiamento nella nostra città anche rispetto a un piano della mobilità acquea che possa garantire sicurezza ai cittadini, fruizione dei canali in uno stato però non di caos o di una situazione di fuori controllo come quella che abbiamo visto ieri. Da Venezia a Campo Nogara sono 5 per ora i denunciati per la violentissima rissa al parco avvenuta venerdì notte, ma le immagini delle telecamere sono al vaglio e le indagini proseguono. È l'unica cosa certa che abbiamo e che abbiamo girato ai carabinieri perché facciano l'indagine. Esistono queste registrazioni che noi abbiamo girato come le ho detto direttamente ai carabinieri, loro le stanno analizzando perché stanno decifrando esattamente chi aveva partecipato. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per accertare dinamiche e responsabilità della rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. 5 al momento i denunciati, 2 ventenni e 3 diciassettenni, ma i coinvolti sarebbero circa una dozzina. Al vaglio dei militari dell'Arma i filmati delle telecamere di videosorveglianza del parco Parolini di Campo Nogara e della piazza adiacente. Una rissa violentissima avvenuta a colpi di spranghe e coltelli. Un diverbio tra 2 gruppi di ragazzi nato forse da uno sguardo di troppo alla fidanzata di uno di loro in una discoteca di Noale. La lite e l'accordo di trovarsi proprio lì nel parchetto per bambini a Campo Nogara. Lite che si è immediatamente accesa, scesi dalle auto armati, sono volati calci, pugni, colpi delle armi che avevano portato con loro. Uno dei diciassettenni ha poi preso la polo bianca, è ancora da appurare se ci fosse lui alla guida nel percorso di circa 30 minuti dalla discoteca al parco e ha tentato più volte di investire un altro giovane fino a centrarlo, scardinare un cestino di cemento e finire contro il platano che delimita l'area. A chiamare i carabinieri le ragazze presenti che hanno anche cercato di frapporsi tra i maschi rimanendo ferite. 6 infatti i giovani portati al pronto soccorso di Dolo e dimessi l'indomani dell'accaduto. Di fatto inquietante, parla qualche passante e che non lascia tranquillo nemmeno il primo cittadino. Non fa piacere no, anche perché voglio dire che Campo Nogara di questa faccenda qua è un paese tranquillo e la gente merita di stare tranquilla. Non vedo poi perché devono venire a Campo Nogara a regolare i conti fra di loro, ma soprattutto visto che ci sono anche tanti minorenni che hanno partecipato a questa storia qua, anche le famiglie insomma dovrebbero anche preoccuparsi. I carabinieri di San Donà di Piave hanno denunciato a piede libero 2 uomini di 54 e 60 anni residenti in zona per esplosioni pericolose, porto di armi e detenzione illegale di armi. L'attività
investigativa è partita dopo una segnalazione arrivata il 1° febbraio. Un cittadino aveva udito colpi di arma da fuoco esplosi in aria da un'auto in transito. Sul posto i militari avevano trovato 14 bossoli a salve. Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili che avrebbero sparato utilizzando una pistola a salve dall'auto intestata al 60enne. Durante la perquisizione domiciliare, come vediamo, sono state rinvenute pistole, armi ad aria compressa, armi bianche e munizioni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, tutto materiale che è stato sequestrato. Ed è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato dopo aver rubato uno smartphone da 1.200 euro approfittando della calca per salire su un autobus a Mestre. L'uomo è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Era stato notato dagli agenti di polizia mentre si aggirava con atteggiamento sospetto alla fermata del bus di fronte alla stazione e quindi sorpreso a sfilare il telefono cellulare dalla tasca del giubbotto di un giovane. Processato per direttissima, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al divieto di dimora nella provincia di Venezia. Ma ancora di furti parliamo. Il furto di rame all'idrovoro Zuccona a Cona nel Veneziano è l'ultimo di una serie di vandalismi che mettono a rischio la sicurezza idraulica del territorio. A lanciare l'allarme per il vasto territorio tra Bassa Padovana e Veneziano è il consorzio di bonifica Adige Euganeo. Cavi tranciati per rubare fili di rame, valore sul mercato poche centinaia di euro. È solo l'ultimo vandalismo messo in atto ai danni delle idrovore del consorzio di bonifica Adige Euganeo che copre una vasta area tra Bassa Padovana e Veneziano. Il furto, avvenuto nell'idrovoro Zuccona nel comune di Cona, ha messo fuori uso questo impianto per 32 ore, un grave rischio in caso di emergenza idraulica perché 160 ettari di territorio agricolo sarebbero stati lasciati in balia dell'acqua in un'area molto fragile. A lanciare l'allarme i vertici del consorzio che segnalano come siano stati investiti 40.000 euro per riparare uno dei danni più gravi, la manomissione di uno sgrigliatore a cui vanno aggiunti l'incendio di un escavatore, il sabotaggio di teleferiche di controllo e sistematici furti di carburante nei mezzi nei cantieri. Spesso queste macchine sono in aperta campagna così come le idrovore e nonostante i sistemi di sorveglianza resistono le cosiddette finestre di nero. La sorveglianza verrà potenziata, ma l'appello va al senso civico di tutti perché il rischio è che questi macchinari siano fuori servizio quando, in piena emergenza meteo, le pompe dovrebbero entrare in funzione. Abbiamo visto poco fa Andrea Martella, candidato sindaco per il centro-sinistra, il campo largo del centro-sinistra alle elezioni amministrative, parlare del caso dell'incidente in Canal Grande. A proposito di elezioni amministrative, oggi è stato presentato il primo gruppo di candidati di tutta la città insieme, la lista che insieme ad altri costituisce la coalizione civica a sostegno del candidato sindaco Martini. Lavoro, casa, sicurezza. È stato presentato il primo gruppo di candidati di tutta la città insieme, la lista che insieme ad ABC La città che vogliamo di Michele Boato e Venezia Pace e Lavoro di Gino Bauduzzi costituisce la coalizione civica Tutta la città che vogliamo, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini. Sono candidati che occupano un po' tutto il territorio del comune e che hanno una fascia d'età che va dai 22 agli over 70. I nostri punti sono migliorare la qualità della vita in città ripopolandola. È una questione che riguarda quindi la casa, che riguarda il lavoro, che riguarda la sicurezza e che riguarda la cultura. Sono tutti punti che sono precisi per quel che riguarda l'ambito, ma anche per quel che riguarda la soluzione, cioè noi proponiamo delle soluzioni precise. La coalizione è determinata. Noi cercheremo di arrivare al ballottaggio con una percentuale più alta del polo politico. Questo è quello che naturalmente dobbiamo porci come obiettivo. Il tema però fondamentale del ballottaggio è come rapportarci con la formazione politica di centrosinistra e come porci sarà mantenendo quelli che sono i principi fondamentali del nostro programma e quindi non derogando alcun punto che riguardi soprattutto il tema casa e soprattutto il tema lavoro
e poi naturalmente concertando e contrattando e cercando di capire qual è la soluzione migliore per questo comune. Noi non scenderemo a compromessi, siamo sempre stati molto precisi e molto determinati e molto chiari. Capolista Susanna Polloni, che da sempre si è occupata della questione abitativa. Abbiamo un piano casa che è depositato in comune come proposta di delibera e che è stato creato da un tavolo di lavoro coordinato da me e con dei professionisti che ci hanno lavorato sopra, architetti, urbanisti e anche un magistrato. Torniamo a parlare della Fenice con il colpo di scena, la prima della Traviata. Anche il direttore d'orchestra Stefano Ranzani ha indossato la spilla di protesta creata dai lavoratori del teatro. Dieci minuti di applausi, lancio di volantini e complimenti a maestro e orchestra. Una prima fuori dagli schemi, quella della Traviata al Teatro La Fenice. Come ormai da prassi, gli orchestrali hanno atteso all'ingresso gli spettatori per distribuire i volantini di protesta gentile, come l'hanno voluta definire, gli stessi che qualche ora più tardi sono stati lanciati verso la platea in segno di sostegno alle maestranze che si battono ormai da mesi contro la nomina di Beatrice Venezzi. Ma a stupire è stato un dettaglio non poco rilevante: a indossare la spilla di contestazione diventata celebre dal concerto di Capodanno anche il maestro Stefano Ranzani, a cui sono arrivati i complimenti dal pubblico. La Basilica di San Marco, grazie alle strategie messe in atto dalla Procuratoria, si è riusciti ad allentare la pressione turistica alla Basilica con l'obiettivo di tutelare un patrimonio fragile e dal valore inestimabile. Sentiamo come si è riusciti a raggiungere questo obiettivo. Nel 2025 sono stati poco meno di 3 milioni gli ingressi turistici alla Basilica Cattedrale di San Marco e al suo campanile a Venezia. Così la Procuratoria di San Marco, sotto la guida del primo procuratore di San Marco, avvocato professore Bruno Barer, del proto architetto professore Mario Piana, è riuscita a meglio tutelare la fragilità di un luogo simbolo della città, abbassando la pressione turistica. È stato volutamente inserito un limite massimo di ingressi al giorno, senza perdere attrattività, in quanto gli accessi sono stati spalmati maggiormente anche in altre chiese dell'area marciana. Nel 2024 gli accessi erano arrivati fra Basilica e Campanile a 3 milioni e mezzo, una pressione insopportabile che metteva a rischio i beni ma anche la sicurezza delle persone. Abbiamo ricondotto questa pressione sotto i 3 milioni di presenze all'anno, che è compatibile con i luoghi, col campanile, con la Basilica. E questa riduzione quindi è stata programmata ed è stata possibile grazie all'altra riforma che abbiamo introdotto, cioè la programmazione delle entrate mediante un tetto massimo ai biglietti venduti tutti online. Tutti gli obiettivi del Consiglio di Procuratoria sono stati raggiunti. La bigliettazione online ha permesso anche di diminuire le code. Primo obiettivo perciò proteggere la Basilica da un afflusso eccessivo di persone incompatibile col luogo e anche con il diritto di visitare il bene in condizioni piacevoli e serene. Massima attenzione ai veneziani e ad alcune fasce della popolazione. Aumentare enormemente l'afflusso in Basilica di persone a condizioni particolari, con sconto o gratuitamente. Una politica a favore dei giovani, degli studenti, dei bambini, delle famiglie. È più che decuplicato il numero delle persone che entrano a condizioni agevolate. Quindi siamo contenti anche per questo. Noi vogliamo che i bambini, gli anziani e le persone con disabilità possano entrare in Basilica gratuitamente e ci siamo riusciti. Sono diventati 5.000% in più. Adesso tutte le novità del Carnevale di Venezia. Sono iniziati nelle antiche sale di Ca' Vendramin Calergi, dinner show del Carnevale Il Canto d'Ambrosia, un'esperienza che segna l'inizio delle cene ufficiali a palazzo e invita gli ospiti a varcare una soglia invisibile, sospesa tra mito, seduzione e meraviglia. Il dinner show è uno dei momenti in cui coloro che amano il Carnevale e che lo frequentano ogni anno ritrovano un momento per confrontarsi anche con gli altri appassionati, tutti rigorosamente in costume.
persone. E quello che è bello, così lo dediamo sia al dinner ma lo dediamo anche al concorso della maschera più bella, la meticolosità con cui le persone si preparano di anno in anno, italiani, veneziani e un popolo internazionale del carnevale. Tra velluti e luci dorate ogni sera le sale si popolano di cantanti, musicisti, performer, fakiri e ballerini, mentre le divinità dell'Olimpo si muovono tra gli ospiti come presenze vive e familiari. Tra duelli creativi si sorseggia ambrosia. Il viaggio ha origine da Olimpia, dove gli dei vegliavano sui desideri degli uomini e l'ambrosia concedeva l'illusione dell'eternità. Il gioco inteso come sfida, ma sfida più come per superare obiettivi, superare i propri limiti, per arrivare al concetto di uomo universale, come diciamo anche nello spettacolo, e quindi un superamento di limiti per raggiungere fondamentalmente la pace con se stessi e la pace con il resto del mondo, insomma, fondamentalmente visti anche i tempi. Intanto le Marie del Carnevale sono pronte per l'attesa sfilata in piazza San Marco, un momento che celebra le reginette e mette in risalto i 12 abiti cuciti per l'occasione, che daranno vita a un viaggio nel tempo attraverso i costumi simbolo delle edizioni passate. Opere d'arte sartoriale realizzate da Francesco Brigi dell'Atelier Pietro Longhi, che raccontano l'evoluzione creativa del carnevale veneziano. Adesso vi lascio alla pubblicità e poi c'è il telegiornale di Treviso.